Buon pomeriggio a tutti, desidero innanzitutto rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente Antonio Casotto, dottor Enrico Cancino, ai rappresentanti di ISPRA, a tutti gli esponenti delle imprese, ai relatori, al mondo della ricerca e delle istituzioni che sono presenti oggi. Un grazie particolare a Veneto Green Cluster, agli organizzatori di questo importante momento di confronto dedicato alla Blue Circular Economy, una sfida strategica per il futuro del Veneto, della sostenibilità e dell'innovazione. Il Veneto ha costruito una propria identità produttiva sulla capacità di innovare e far rete, di trasformare le risorse disponibili in valore economico e sociale. Questa vocazione ci porta oggi a guardare al mare, alle sue filiere, i suoi ecosistemi, i suoi scarti con una prospettiva completamente nuova. L'economia circolare rappresenta un vero cambio di paradigma, vuol dire trasformare ciò che ieri era considerato un costo, uno scarto, in una risorsa, creando filiere in cui nulla viene sprecato e tutto può essere utilizzato. Vuol dire unire crescita economica, tutela ambientale in modo concreto e stabile. Le attività legate alla pesca e all'agricoltura offrono opportunità straordinarie. Residui di lavorazione di gusci, sottoprodotti organici possono diventare materie prime per la chimica verde, bioeconomia e nuovi processi industriali. Questo è il cuore della Blue Circular Economy. Accanto a questo assumono un ruolo centrale, fondamentale, anche le nuove tecnologie che sono dedicate alla salvaguardia ambientale, alla pulizia delle acque, come soluzioni recentemente sviluppate nel campo della Clean Water Operation e dei servizi ambientali, esempio concreto di innovazione applicata a tutela del territorio, anche col grande contributo di start-up venete. Per trasformare questo potenziali risultati servono collaborazione, competenze e visione comune. E questo è il compito delle reti innovative regionali del Veneto, come Veneto Green Cluster. Mettere in connessione imprese, ricerca, istituzioni, accelerando lo sviluppo di progetti capaci di generare occupazione, competitività e sostenibilità. La presenza oggi di ricercatori, imprenditori, enti pubblici e parchi naturali dimostra che questo ecosistema esiste già e può crescere ulteriormente. Concludo il mio pensiero con una sfida ambientale che non deve essere vista come un limite, ma come un'occasione di sviluppo. La Blue Circular Economy può diventare per il Veneto il grande vantaggio competitivo e un modello di riferimento a livello nazionale. Sta a noi costruire questa opportunità insieme. Buon lavoro a tutti.